diciamo che su siamo a posto. Ok. Nasce a Milano nel 1989 da un'idea di Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, e dall'imprenditore Danilo Fossati. È il banco alimentare, l'Onlus, che da più di 20 anni raccoglie e ridistribuisce i generi alimentari in eccedenza. 4 anni più tardi nasce il Banco Alimentare del Veneto, centro che oggi rifornisce 480 strutture di carità. Non ultimo, il Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi. Questi prodotti vengono da noi distribuiti non ai bisognosi come succede per tutte le altre associazioni, ma le distribuiamo alle associazioni che assistono le persone in difficoltà. Un lavoro di raccolta e ridistribuzione per aiutare gli altri ad aiutare. È la piccola magia che i 145 volontari del Banco Alimentare del Veneto rendono possibile ogni giorno. A volte il volontario sembra che sia uno lui che dà, invece qui l'esperienza si fa è quello che si riceve, perché poter vivere con gratuità, aiutare gli altri, portare al cibo, a far arrivare il cibo alimenti alle persone indigenti, come diceva la mia Presidente, allarga il cuore. Sono 105.000 le persone aiutate nel 2014 e da quest'anno l'appoggio del banco va anche al lavoro di Mirella Tuzzato e dei suoi volontari. Un riconoscimento della qualità e dell'affidabilità dell'aiuto donato ai veneti schiacciati dalla crisi. Abbiamo continui contatti con Carabinieri, NAS, Finanza proprio per aiutarci a vicenda nella tracciabilità del prodotto e per far sì che il prodotto che noi doniamo, riceviamo gratuitamente e doniamo gratuitamente arrivi veramente sul tavolo di chi ha bisogno.